è blindata la maggioranza psicologicamente o serve la blindatura della fiducia? Abbiamo già avuto dimostrazione nelle ultime settimane. Questo provvedimento era già passato all'esame del Senato e si è incagliato alla Camera con il voto segreto che ha manifestato una forte spaccatura all'interno del centrodestra, perché evidentemente su questo tema della sicurezza i modi di interpretarla sono diversi, le sensibilità anche, e la Lega Nord in qualche modo cerca di innestare una dinamica forse eccessivamente strumentale, legata ovviamente a dei temi che trovano anche audience nell'elettorato che magari è esasperato dall'immigrazione o da quello che dell'immigrazione si manifesta in chiave politica. Per cui, siccome c'è stata questa spaccatura all'interno del centrodestra, la Lega Nord ha inteso con il voto di fiducia richiamare tutti ad una maggiore responsabilità. Voglio anche dire questo, che noi dell'Italia dei Valori su quel voto che voleva estendere, togliere la possibilità dei 6 mesi per l'identificazione degli irregolari, dei clandestini, no? dei clandestini, abbiamo mantenuto un atteggiamento di astensione, perché noi stessi avevamo fatto una proposta di legge che prevedeva la stessa possibilità. Il tema della sicurezza va gestito con intelligenza e senza strumentalismi.